È in diocesi padre Mauro Armanino, missionario della SMA in Niger. Nelle sue parole la testimonianza di un popolo che resiste ad attacchi, militarizzazione e criminalizzazione dei migranti. Chiude in rosso a meno 551.000 euro il bilancio consuntivo 2018 di Zoagli. Il documento contabile aggiornato e approvato dal commissario prefettizio che ha predisposto il piano di rientro. ASL 4, l'RSU CISL soddisfatta dei nuovi codici colori per l'accesso ai pronto soccorso, ma chiede più personale per l'emergenza. L'organico ora è carente, si spera in nuove assunzioni. È triplicato il numero delle spiagge accessibili in Liguria, presentato oggi a Levanto l'opuscolo Guida Mare con tutte le strutture accoglienti nei confronti dei disabili. Scaricando l'app sarà consultabile anche dal cellulare. Ultime fasi per il rifacimento del tetto della palestra comunale di Cicagna. La struttura ritornerà fruibile per l'inizio dell'anno scolastico, spesa prevista 100.000 euro. Più forte della mareggiata, Zoagli ha celebrato la festa della Madonnina del Mare, cambiata la sede della messa, modificato il programma, non è sparito l'affetto dei fedeli. Non è mai sorpassata la vicenda umana e spirituale di San Francesco, lo ha dimostrato il gruppo interparrocchiale A Piedi Scalzi che ha messo in scena a Levi il musical Frate Francesco. La registrazione è questa sera su Telepace 2. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. È tornato in diocesi per un periodo di sosta padre Mauro Armanino, religioso di Casarza Ligure, impegnato da anni in Niger con la Società Missioni Africana. I migranti siamo noi, ha detto nei giorni scorsi in un incontro in Val Petronio, sono lo specchio di ciò che siamo. Un invito dunque a riflettere sul fenomeno migratorio in modo differente. Nessuna novità invece sul fronte del rapimento di padre Maccalli, scomparso ormai da 10 mesi. Sentiamo l'intervista. Il Niger è circondato da 7 paesi, ognuno dei quali esercita una forte pressione migratoria. Negli ultimi anni è sempre più spesso protagonista di attacchi da parte di Boko Haram e di altri gruppi jihadisti. È in questo quadro che prosegue l'opera di padre Mauro Armanino, missionario SMA di Casarza Ligure. La comunità internazionale lamenta, agisce a colpi di denaro, militarizza le aree e criminalizza i migranti. Semplicemente per ragioni strategico-geopolitiche di presenza in quest'area, ricca comunque di materie prime, e anche geopoliticamente ricca e importante. E in ultimo direi questo atteggiamento di arroganza che pensa che i tempi siano come quelli di prima, e cioè che il colonialismo sia ancora possibile oggi. È un grosso errore. Il Niger, che per lungo tempo è stato solo un paese di transito dei migranti diretti in Libia e in Algeria, si è trasformato in uno dei paesi più ospitali del Sahel, nonostante sia uno dei più poveri del mondo. E questa l'opera portata avanti da padre Armanino. Non siamo nati con i documenti sono scelte politiche, di rapporti di forza. Quando parliamo dei migranti non parliamo di altri, parliamo di noi. E il modo con cui trattiamo i migranti è il modo con cui ci trattiamo in realtà, perché l'esclusione dei migranti e anche l'esclusione di noi stessi. Il missionario casarzese va avanti consapevole di aver scelto la strada del Vangelo, una vita spericolata, dice, nel senso del dare la vita per gli altri, e capace così di superare anche le inquietudini e le paure del cuore. Lasciare la barca di sabbia nella quale sono adesso sarebbe un duplice tradimento di me stesso anzitutto e del popolo di sabbia a cui sono stato mandato. E infine c'è l'incredibile testimonianza di speranza delle comunità del Niger che, nonostante la paura, non arretrano sui propri valori. Molti di loro mi dicevano siamo disposti a dare la nostra vita per la nostra fede. E dicevo che bisogna sapere per cosa vivere, per sapere anche per cosa morire, per chi morire. Quindi mi pare una bella testimonianza che si sta dando e soprattutto essere un segno, seppur minimo, di un'altra realtà possibile. Torniamo sul nostro territorio. La politica amministrativa porta alla firma del commissario prefettizio Ornella Sansalone il bilancio consuntivo 2018 del comune di Zoagli. Il documento contabile riaggiornato al 31 luglio dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale registra un disavanzo di oltre 551.000 euro. Sentiamo.
Il bilancio consuntivo 2018 del comune di Zoagli si è chiuso con un passivo di 551.203,28 euro. Ad approvare il documento contabile il commissario prefettizio Ornella Sansalone, alla guida dell'amministrazione comunale dallo scorso 9 luglio dopo lo scioglimento del Consiglio. Il rendiconto 2018, varato lo scorso 31 luglio, va a sostituire di fatto il documento approvato dall'allora Consiglio Comunale il 17 aprile, non idoneo in quanto votato dopo la scadenza di legge del 31 marzo. Riepiloga in maniera questa volta corretta la situazione finanziaria dell'ente. A fronte di un fondo cassa inattivo di 647.000 euro, dato dalla differenza tra le riscossioni e i pagamenti, il Comune nel corso dell'anno passato ha visto un forte incremento delle spese che a consuntivo hanno portato ad un buco di 134.167 euro, che sommati agli oltre 380.000 euro di crediti di dubbia esazione e ai fondi vincolati per legge, hanno portato la situazione debitoria del Comune a sfondare quota 550.000 euro. A far assumere il colore rosso al rendiconto 2018 è stata di fatto la cancellazione dei residui, come le mancate riscossioni dell'IMU, dell'ICI e delle multe, voci che per norma di legge devono essere accertati per cassa e quindi non possono essere annoverate tra i saldi positivi. L'eliminazione dei residui attivi per 992.510.000 euro è stata solo parzialmente compensata dalla cancellazione dei residui passivi, che ammontava invece a 210.887 euro. Certificata la situazione contabile, il commissario prefettizio ha predisposto una serie di variazioni al bilancio previsionale triennale che ne certifichino il pareggio per i prossimi anni, iscrivendo per prima cosa a bilancio l'importo negativo, i 551.000 euro, suddivisi in quote annuali. Per arrivare al pareggio di bilancio, poi, nel documento previsionale triennale, sono state spostate e ricalibrate alcune voci tra i diversi capitoli, agendo nel contempo sulla fiscalità e la riduzione delle spese. Alla luce di questo, il bilancio di previsione 2019 prevede il pareggio a oltre 10 milioni di euro e scenderà a 7 milioni per gli anni 2020 e 2021. I temi del lavoro è convocato per lunedì prossimo 12 agosto a Genova, nella sede della Regione Liguria, il tavolo sulla IML di Casarza Ligure. Dopo la visita venerdì scorso in Valpetronio, l'assessore regionale Andrea Benveduti, su richiesta dei sindacati, ha convocato le parti. L'obiettivo è riuscire a superare la crisi di liquidità in cui l'azienda è oggi impantanata per provvedere ai pagamenti delle mensilità arretrate e rispettare le consegne delle commesse che rendono ancora viva l'azienda, ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico. Al tavolo, oltre al Comune, l'azienda e le parti sociali, saranno presenti l'assessorato al lavoro e alle politiche attive dell'occupazione, l'assessorato all'ambiente e alla tutela del territorio e la finanziaria Ligure per lo sviluppo economico FILSE. Migliorano le condizioni del ragazzo di 16 anni soccorso in mare sabato pomeriggio a Rapallo dopo essere andato in arresto cardiaco nei pressi della spiaggetta del Castello. A dirlo l'ultimo bollettino medico della ASL 4. Dopo la sospensione ieri mattina del coma farmacologico, si legge nella nota, il suo stato di salute è in lento ma progressivo miglioramento. Infine il referto finale non è stato ancora chiuso dai medici dell'ospedale, pertanto al momento non ci sono novità sulle indagini. Come noto, il Ministero della Salute, restiamo ai temi della sanità, ha approvato alcuni giorni fa un documento che rivede il sistema di classificazione delle priorità assistenziali nei pronto soccorso con una nuova codifica dei codici colore. Il modello entrerà in pieno regime nell'arco di 18 mesi. Sentiamo cosa ne pensa l'RSU della CISL, funzione pubblica, dell'ASL 4 Chiavarese. Soddisfatti del passo in avanti, ma occorre qualcosina in più, soprattutto dal punto di vista del personale. In sintesi è il pensiero dei rappresentanti RSU di CISL, funzione pubblica, della ASL 4, sulla nuova codifica dei codici colore per l'accesso ai pronto soccorso. Un parere conforme con quanto detto dalle associazioni sindacali di medici e infermieri a livello nazionale. In sintesi, bene il nuovo modello approvato giorni fa in conferenza Stato-Regioni. Si va dall'1 per i casi più gravi al 5 per la non urgenza, vengono stabiliti anche i tempi massimi di attesa e in caso di urgenze minori, sulla base di specifici protocolli medico-infermieristici, si potranno ricevere trattamenti assistenziali rapidi e diretti, sia in spazi presenti nel pronto soccorso, sia indirizzando i pazienti verso le strutture del territorio. Le perplessità dei lavoratori piuttosto riguardano il personale. Temiamo, scrive l'RSU CISL dell'ASL 4, che queste misure siano insufficienti se non verrà messa in atto un'adeguata copertura di organico, che in questo momento all'ospedale di Lavagna è assolutamente carente. Un personale che, è da immaginare, lavora duramente, tanto che l'equipe del pronto di Lavagna ha ricevuto di recente il premio Esculapio d'Oro del Comitato Assistenza Malati Tigullio.
La buona notizia, prosegue le CISL Funzione Pubblica, è che la Regione Liguria ha concesso il nulla osta a nuove assunzioni, motivo per cui abbiamo buone speranze che il personale venga sostenuto in maniera più adeguata. Una decina di dipendenti inoltre sarà chiamato dall'ASL 4 a tempo determinato per le sostituzioni di maternità, spiega il sindacato. Questo è visto come un ottimo passo avanti e nel solco di un nuovo e proficuo processo di collaborazione e sensibilità reciproca. I vertici della ASL poi sono tornati a esprimersi rispetto all'inizio degli interventi di ristrutturazione del pronto soccorso di Lavagna a partire da ottobre. Ci saranno disagi, ma, spiega CISL in conclusione, guardiamo con favore a questo rinnovamento, perché oggi gli spazi disponibili non sono più idonei ad ospitare in maniera decorosa tutta l'utenza che si rivolge alla nostra struttura. E una delegazione della RSU aziendale inoltre ha incontrato di recente i rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato che hanno il polso della situazione dei pazienti ricoverati negli ospedali del territorio. Auspichiamo, dichiara la CISL, una sempre maggiore collaborazione con tutte le associazioni che si occupano di ammalati per mantenere un buon livello di gestione di una sanità che deve rimanere efficace, pubblica e universale. La cronaca, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. La Guardia di Finanza di Riva Trigoso ha denunciato un italiano di 51 anni residente a Londra perché è scoperto da affittare in nero appartamenti fatiscenti a stranieri. Le Fiamme Gialle gli contestano un'evasione di oltre 100.000 euro. Secondo gli investigatori l'uomo dal 2014 ha iniziato ad affittare i suoi 6 appartamenti a Sestri Levante a persone originarie del Bangladesh e del Marocco con contratti di comodato finti, percependo l'affitto con bonifico o direttamente in contanti attraverso persone di fiducia che si occupavano dei versamenti. Oltre all'evasione gli è stata anche contestata la violazione della norma che obbliga a comunicare alle forze dell'ordine i nominativi delle persone alloggiate. L'assessore al turismo del comune di Rapallo, Elisabetta Lai, chiede che anche i dati relativi alle presenze nelle case vacanza vengano conteggiati nelle statistiche sui flussi turistici. Attualmente a Rapallo le case vacanza sarebbero ben 758 per un totale di 3.606 posti letto. Il numero è in crescita e identifica un cambio di abitudini ed esigenze che non può essere trascurato. Nonostante questo, segnala l'assessore, il dato non rientra ancora nei conteggi dell'Osservatorio Turistico Regionale. Questo genera con due conseguenze principali: la difficoltà a redigere una pianificazione turistica corretta e una modifica del tessuto sociale della città, perché sempre più proprietari preferiscono affittare l'abitazione come casa vacanze per brevi periodi anziché affittarle allo stesso inquilino con contratti di locazione a lungo termine. Il comune di Rapallo è stato tra i primi in Italia a segnalare la questione e in collaborazione con Federalberghi ha avviato una campagna per debellare il fenomeno delle case vacanza abusive, che sono un problema non solo a livello fiscale ma anche per la sicurezza. L'auspicio di Lai è ora ci sia una evoluzione anche in questo senso per arrivare ad avere un quadro completo dell'andamento turistico. E una mappatura delle spiagge liguri accessibili aggiornata al maggio 2019, a realizzarla la Consulta regionale per l'handicap insieme ad INAIL e Regione Liguria. L'opuscolo, utile per le persone con disabilità motoria, è stato presentato a Levanto. Si potrà trovare negli uffici turistici, su internet oppure scaricando l'apposita app. Sentiamo. In Liguria è triplicato il numero delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti accessibili alle persone con disabilità motoria. Il dato emerge sfogliando l'opuscolo Guida Mare, realizzato dalla Consulta regionale per l'handicap insieme a INAIL e Regione Liguria. Le strutture accoglienti nei confronti dei disabili oggi sono 144, di cui 35 in provincia di Genova. La guida è anche a portata di cellulare, basta scaricare l'app da Play Store e visionare così tutte le possibilità anche da fuori regione. Direttamente poter interloquire, capire dove puoi andare, quali benefici c'è, il parcheggio, la rampa o altri elementi che sono assolutamente fondamentali per una persona che è portatore di handicap, in maniera tale da prenotarsi magari anche da fuori la giornata prima e saper dove andare, e sapere anche che va in una località, in un posto dove può poi tranquillamente accedere al mare senza nessuna barriera architettonica o altri elementi che potrebbero ostacolarti. Le informazioni contenute nella guida, alla seconda edizione dopo quella del maggio 2016, sono l'esito della verifica dei volontari della consulta regionale che si sono recati in ciascuna struttura facendo segnare un passo avanti per l'integrazione nella speranza di un futuro sempre più accessibile.
Il desiderio sarebbe quello di ampliare al massimo queste spiagge, queste potenzialità. Io credo anche poi di poi collegarci magari un giorno con una guida degli alberghi accessibili, in maniera tale che si possa fornire un pacchetto completo per le persone che hanno disabilità e che vogliono reinserirsi nella vita di relazione, come ho detto, che è uno dei nostri compiti maggiori, e quindi sapere che magari hai l'albergo, hai l'attrezzatura sportiva, il campo sportivo che magari è accessibile per fare sport se vuoi, e hai la spiaggia. E la maleducazione, la spiaggia in aumento, a dirlo è il Codacons, che ha preparato un decalogo, una sorta di vademecum del bon ton nato dall'elaborazione delle proteste ricevute all'associazione. Il Codacons invita tutti gli stabilimenti balneari della Liguria ad esporlo. Tra i consigli quello di moderare l'uso del cellulare, escludere la suoneria e i toni della tastiera, conversare a bassa voce e utilizzare le cuffie per ascoltare la radio, ma anche tenere pulite le spiagge, non urlare, evitare di fare tutte quelle cose che possano infastidire il vicino di asciugamano. A Lavagna proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Via Moggia in corrispondenza dello svincolo autostradale. Il rondò prenderà forma questa notte con la sistemazione provvisoria dei New Jersey. Il comune di Lavagna intanto ha deciso di affidare alla Ex Engineering Solutions di Genova la rilevazione dei flussi di traffico sul territorio comunale. Con una spesa di 8.500 euro la società, uno spin-off dell'Università di Genova, si occuperà di posizionare telecamere e radar in diversi incroci e strade cittadine in funzione 24 ore su 24 per la rilevazione dei veicoli, la loro classificazione e la velocità. L'analisi dei dati permetterà di dare risposta ad alcuni progetti dell'amministrazione comunale che potrebbero portare alla ridefinizione dei parcheggi nel centro città, alla pedonalizzazione di Piazza della Libertà e di Piazza Vittorio Veneto, alla valutazione di eventuali cambiamenti di sensi di marcia, nonché alla realizzazione della pista ciclabile sulla via Aurelia. Andiamo in Fontanabuona adesso. A Cicagna è in fase di completamento l'intervento al tetto della palestra comunale danneggiato dal maltempo di fine 2018. Nel frattempo si stanno predisponendo i bandi e le progettazioni per altri interventi sul territorio. Abbiamo fatto il punto. Sono addirittura d'arrivo a Cicagna i lavori di ripristino del tetto della palestra comunale. Con una spesa di oltre 100.000 euro è stata ripristinata la copertura danneggiata dall'ondata di maltempo dell'autunno scorso. Entro l'inizio dell'anno scolastico l'intervento sarà concluso per permettere l'utilizzo della struttura agli alunni del comprensivo. In autunno partiranno anche i lavori di rifacimento degli asfalti e di parte dell'impianto di illuminazione cittadino. A disposizione in questo caso un finanziamento complessivo di 100.000 euro. Entro fine agosto infine, una volta sciolto il nodo delle leasing delle attrezzature presenti all'interno, sarà pronto il bando per l'affidamento della gestione dell'altra palestra di proprietà del comune che sorge a fianco alla piscina. Ci stiamo lavorando, penso che i primi mesi dell'autunno partirà il bando e ci sarà l'apertura tanto attesa dopo il fallimento che c'è stato della società che aveva in gestione. E per una realtà sportiva che dovrebbe ritornare fruibile in autunno, un'altra sta diventando un punto di riferimento per la popolazione locale. Inaugurato a maggio, il Parco Cavagnari mette a disposizione diversi spazi per praticare tennis, pallavolo e volley, ma non solo. Un'area parco con giochi per i più piccini. Dopo tanto tempo il primo centro tennis gestito dalla Polisportiva Val Fontanabuona di Cicagna. Ora si organizzano corsi di tennis sempre per adulti e per piccoli, e nel circolo il centro sportivo del CSI, affiliato al CSI, si organizzano feste di compleanni, abbiamo partite di calcetto e poi lezioni sempre di tennis. È un punto di aggregazione sia per grandi che per piccini. I Lions di Seste Levante hanno donato 15 dispositivi medici all'Avanguardia, reparto di cardiologia e unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Lavagna. Si tratta di un dispositivo che consente il collegamento da remoto tra il paziente e il centro aritmologico della ASL. Lo strumento non ha bisogno di elettrodi da applicare al torace né di supporto professionale. Da casa propria il paziente potrà connetterlo al suo cellulare e trasmettere così il tracciato dell'elettrocardiogramma direttamente all'ospedale di Lavagna, che
provvederà alla sua valutazione. La registrazione avverrà con la sola applicazione delle dita delle mani. Il dispositivo sarà fornito a una selezione di pazienti nell'ambito di un percorso sperimentale di integrazione tra ospedale e territorio. E sono ancora aperte a Zoagli le ferite della mareggiata, ma la festa della Madonnina del Mare è stata celebrata comunque in maniera forse più intima, ma di certo non meno sentita. Cambiata la sede della celebrazione e modificato, almeno in parte, il programma per la comunità di Zoagli, la festa di quest'anno è stata in un certo senso un nuovo inizio. C'eravamo anche noi. Più forte delle onde della mareggiata, la festa della Madonnina del Mare di Zoagli è stata celebrata anche quest'anno nonostante i molteplici problemi. La distruzione della passeggiata a mare di Levante ha impedito la celebrazione della messa sulla tradizionale rotonda. Però il comitato si è puntato a voler per forza continuare la tradizione di mantenere la parte religiosa e quindi ci siamo spostati verso ponente sul molo della Gaiassa. E con le nostre forze abbiamo incominciato a fare un programma che poi un po' con l'aiuto del comune e dei commercianti abbiamo concluso anche con una serata musicale. I lumini sono stati posti comunque in mare ad omaggiare la statua della Vergine posta sul fondale a 9 metri di profondità e così si è rinnovata anche la tradizionale visita, sebbene con un numero ridotto di imbarcazioni, una festa più intima forse, ma decisamente non meno partecipata. Devo dire che questa location qua secondo me è migliore forse di quella degli anni scorsi, perché qua ci sta più gente, è un bellissimo posto, è una spiaggia meravigliosa. E si è visto che il momento è sentito dalla popolazione perché c'è stata un'affluenza inaspettata e l'altra cosa che mi è piaciuto è il volontariato che c'è stato in un momento così difficile sia dal punto di vista meteorologico, che ha creato dei disagi notevoli, e anche la mancanza di fondi che non ha permesso lo spettacolo pirotecnico, però il volontariato, ringraziamo tutti gli zoagliesi che hanno partecipato e che hanno dato una mano. Cristiano, per te cosa dici? A me mi è piaciuta molto questa cerimonia, anche per noi tutti i bambini ci siamo divertiti e abbiamo pregato molto a Dio. E alla fine ciò che emerge, o più propriamente riemerge, è la possibilità di ricominciare dando un senso nuovo alla tradizione. Con il passare del tempo si corre anche un po' il rischio di scivolare più distanti dal significato proprio di far festa, no? Questa situazione, nel suo essere un'avversità, ci dà la possibilità di ricominciare. Sappiamo benissimo come non esistono soltanto le cose che si vedono, ci sono delle situazioni, delle persone che si scoprono soltanto se va in profondità. Ecco, la Madonnina del Mare è proprio questo, il segno di qualcuno che qui per noi a Zoagli veglia sulle nostre famiglie, sui nostri ragazzi, sui nostri giovani, ma per poterla cogliere bisogna scendere nella profondità. Oggi 6 agosto, memoria della trasfigurazione del Signore, Telepace abbraccia con affetto il vescovo diocesano nel giorno del suo 74esimo compleanno. Monsignor Tanasini è nato a Ravenna il 6 agosto 1945, è vescovo di Chiavari da 14 anni e da 8 è presidente della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione, che fa capo all'emittente televisiva. E questa sera alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85 trasmetteremo la registrazione della commedia musicale Frate Francesco, liberamente ispirata al musical Forza Venite Gente, ideata dal coro interparrocchiale della zona pastorale Levi Camposasco e portata in scena nell'area interna del monastero di Santa Chiara di Levi, dove le sorelle Clarisse, che hanno eccezionalmente preso parte allo spettacolo, sono una presenza preziosa da 25 anni. La regia dello spettacolo è stata curata da Francesca Lamarca e Iris Conti. Vediamo. Penso che il messaggio che abbiamo voluto dare sia passato, spero, anche ai giovani, che San Francesco è comunque una figura sempre nuova, amata dai credenti, da non credenti, sempre attuale nonostante 800 anni di vita e niente, siamo contenti, il lavoro penso che sia riuscito bene. È stato un lavoro lungo anche. È stato lungo di alcuni mesi, direi, abbiamo fatto inizialmente una prova alla settimana, poi abbiamo incrementato le prove per riuscire ad arrivare a questo risultato. Mi sono ritrovato con un ruolo bellissimo, difficile, impegnativo,
che mi ha fatto capire tante cose anche come padre. Sono veramente contento di averlo interpretato e con un figlio come Francesco poi insomma È più facile. all'inizio no. Quando poi dopo un cammino lungo e faticoso te ne accorgi, allora è tutto bello. Cosa dici da San Francesco? Mi viene da ridere, Robby. Mi viene da ridere che è stata una serata forte di tante emozioni, che è stato un po' il coronamento anche di mesi di lavoro, che non sono stati tutti idilliaci, perché chiaramente a volte noi, io in primis, ci facciamo prendere dalla frenesia della vita e arriviamo la sera stanchi con 1000 pensieri e 1000 preoccupazioni, e non è stato facile, perché comunque qua bisognava lasciarle tutte fuori e per provare a raccontare qualcosa, a raccontare questo messaggio, veramente immedesimarsi e calarsi veramente nel personaggio. E quindi non posso nasconderti che personalmente è stato difficile, però è stato molto bello, e quello che mi ha spinto è stato sicuramente la bontà del messaggio che andavamo a raccontare, ma soprattutto il gruppo di amici, molti di quali conoscevo già, con i quali abbiamo intrapreso questa avventura, che sicuramente è stata bella e stimolante. Ma la semplicità, la semplicità, la semplicità, la semplicità delle cose che ami. Per la cronaca un furto è stato messo a segno oggi in tarda mattinata in un'abitazione di Corso Dante a Chiavari. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e la Scientifica per i rilievi. I ladri sono entrati nell'appartamento forzando la porta d'ingresso. Secondo le informazioni raccolte dal commissariato chiavarese, il bottino non sarebbe stato molto ingente. Per lo sport, quarto posto nella classifica a squadre per il pallanuoto ai campionati italiani Open Water Master 2019 che si sono tenuti a Civitavecchia. A causa di condizioni meteo marine avverse, delle 4 gare in programma si è svolta solo la 10 km, detta anche la maratona del mare. Salvatore Deian è arrivato primo nella categoria Master 75. Podio anche per Diego Zamorani, terzo classificato nella categoria Master 65. Dall'acqua del mare alla piscina con la squadra giallo-blu che torna con un bilancio positivo anche dai campionati italiani Master in vasca che si sono svolti questa volta a Riccione. In bacheca 3 medaglie di bronzo, a conquistarle sono stati Severino Barbagelata nei 400 misti e nei 200 farfalla categoria Master 55 e Stefano Pacini nei 200 rana categoria Master 50. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 7 agosto. Storie di mare e di pesca. L'incontro con Luigino il pescatore per conoscere la storia di questa disciplina. Alle 10 nella spiaggia libera di Caviborgo a Lavagna. Dalle 19 inizia la seconda serata della Grande Abbuffata di Chiavari. Alcuni ristoratori proporranno le loro specialità da consumare seduti per le vie del centro storico. Dalle 19 serata gastronomica a cura della Polisportiva Renelle nei giardini di Cavia Renelle a Lavagna. Al Musel di Sesti Levante, l'astrofisico Silvano Tosi terrà la conferenza Siamo tutti polvere di stelle, l'inizio alle ore 21. Alle 21, in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure, si terrà il concerto Donne in Jazz, spettacolo di cabaret al Teatro Conchiglia di Sesti Levante con Antonio Ornano, l'inizio alle 21:30. Spettacolo musicale sul Belvedere Luigi Tenco di Recco alle 21:30. Angelo Privitera e Mario Incudine porteranno in scena alcuni brani significativi dei grandi cantautori italiani. Le compagnie teatrali Il Mulino di Amleto e Acti porteranno in scena Il Misantropo di Molière alle 21:30 in piazza Bollo ad Eiva Marina. È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa, ma continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.